ragazzi, allora, per Rossa Game Manager ragazzi, siamo al tour di Romania, 4 tappe, poi ci sarà un tour di 8 tappe in Austria. È molto più difficile anche come parametri rispetto a questo che è un 2.1 e quello sarà importante. Allora, facciamo questo di Romania, vediamo la prima è un cronometro, quindi la simuliamo e speriamo di far bene. Simulating Sibiu. Il Cume chiude 22esimo a 16 secondi, Vabbè, non male Cume, non inizia la salita lunghissima di 20 e passa chilometri. Tipica salita cumendiana. Vai! Abbiamo 0, non siamo in gran forma purtroppo, non c'è niente da fare, non riusciamo a trovare quella forma che tanto desideriamo. E vediamo se comunque in Romania riusciamo a fare delle buone cose, speriamo, dai. Balealac. 21 km di salita curiosa. Chiaramente è troppo presto adesso per provare una fuga adesso. Dobbiamo andare tranquilli al nostro passo e vedere all'ultimo. Siamo a pendenza del 5.5 adesso. Sta morendo Leslie. Sta morendo il piccolo Leslie. Ok. Il nostro amico ci ha portato fino a qua, adesso non ce la fa più. E adesso vediamo che combiniamo. Sarà durissima ragazzi capire quando e come attaccare. Andiamo un po' più veloci. Mancano 15 km, 15 fottutissimi. Intanto abbiamo preso i fuggitivi. Perfetto. Buono. Provano a scappare, certi provano a scappare, Io sono senza acqua anche. Bene. Dai Cume, vai su bene, Cume, vai su bene. Il Cume è ancora nel gruppo che conta. La maglia gialla si è staccata. Probabilmente era forte solo a cronometro. Manca poco adesso sì manca poco. 9 km, però sono tutti in salita, quindi alla fine saranno eterni. Mamma mia, il Cume è bello teso. Il Cume è bello teso. Però siamo senza borracce, porca troia. Che squadra di merda che ho. Ho una squadra di minchioni. Comincio a soffrire. Comincio a soffrire. Il Cume comincia a soffrire. Vediamo se riusciamo a tornare avanti, vediamo cosa riusciamo a combinare. Non avere la borraccia è pesante. Usiamo il polgere adesso perché sennò crollo. No, veramente crolliamo, manca 3 km. Noi come non ne devi dare tutto adesso. Tre chilometri. Dai, tieni Cume, tieni cazzo. Cerca di tenerla Cume, cerca di tenerla. Non manca tanto. Basta, sono finito, non riesco neanche a scattare, che bello. Non riusciamo neanche a scattare purtroppo. Un Cume veramente distrutto. Arriviamo a 7. Porca troia, ho fatto una stronzata. Ho cliccato su Simon al posto che su Corsa 3D. Ma vaffanculo.
Ho perso una bella occasione, adesso vediamo come siamo secondi, ma va a cagare, va. Quindi vediamo la totale. Siamo al sesto posto, ma che palle. Vaffanculo mouse rincoglionito. Anche il cubo è un po' rincoglionito, ma anche il mouse non scherza. Adesso dobbiamo fare l'ultima tappa che è una cronometro, quindi eh, dobbiamo simulare anche questo. Ma che roba, ma che cubo scandaloso, vai. Andiamo, simula. Da bestemmia in polacco. Anzi in rumeno. Il cume arriva, niente. Chiudiamo al sesto posto. E vediamo Giovani secondo, sicuramente. Cazzo, secondo a 7 secondi. Ma che sfiga, vai. Va bene. Adesso abbiamo subito il giro dello Starreich. Ok, andiamo a vedere un attimo sto giro. Beh, ragazzi, siamo messi bene come forma. Vediamo se ho sempre meno 3, meno 4. Mi sta girando anche il cazzo. Allora, eccolo qua, International Österreich. Allora, cominciamo subito, tappa 1, super montagna, tappa 2, super montagna, tappa 3, pianura, 4 colline. Madonna. Ragazzi, è mamma mia. È abbastanza duro, Dai, ci spariamo la prima. Parola, avevamo una sfiga, una roba grande. 10% di pendenza la prima volta ero tra gli outsider, possibile vincitore con una stella, quindi il Kuma sta salendo, di reputazione, questo mi fa godere. Però abbiamo ancora un -2 su una tappa così, guardate che roba, mamma mia, sarà una salita mostruosa. Ok, le borracce ci sono. Vediamo cosa riusciamo a fare in questa tappa 1 del Österreich. Tour of Austria. Siamo un po' più veloci per il momento. Mamma mia, è un massacro sta tappa. Comincio a perdere. Ma porca puttana, ma perché dover sempre sta forma qua? Cioè non vincerò mai niente se ho sta forma, c'è poco da fare. Ok, mi ha riportato. Grande Harley, che cazzo è? Bravo. Però ho perso energie. 36 secondi dall'unico fuggitivo, pendenza del 10%, mamma mia, guardate che roba. Mamma mia, tipica montagna austriaca, una delle più tipiche. Il come fa una fatica bestia, poveretto. Bravo, Early mi sta portando. È durissima, ragazzi, è durissima. Tanti provano a scattare, ma non ce la fanno. 9 fottutissimi chilometri. Il come sembra essere un attimo in ripresa. Il come sembra essere un attimo in ripresa. Staremo a vedere adesso. Mancano 7 km e 7. Il mio compagno non ce la fa più, chiaramente. Ora tocca a noi. C'è anche un po' di bandiera Italia. C'è anche un po' di Italia, signori. C'è un po' di Italia in questo tour. Dai. Non è che sto finendo la barra gialla. Se finisco la barra gialla so cazzi. Vedi, non posso diminuire. Non posso permettermi di diminuire. È pazzesco. È incredibile. È incredibile. Dai, comandone, dai. Mamma mia, se è dura. Mamma mia, se è dura. Però siamo là, ci siamo anche noi, cazzo. Ci siamo anche noi. Bravissimi, siamo in 13, il gruppo di testa siamo in 13, a 1,36 dal gruppo 2. Bravo Early, bravissimo. Come cazzo ti chiami? Non lo so, ma sei un figo. È merito il suo se sono qua. Adesso tra poco uso anche il gel.
Guardateli, guardate che folla nel tour austriaco, si vede che è importante questo. Si vede che è importante. Io vorrei tentare di provare a partire prima. Vediamo se il Cume ha la forza di partire un po' prima, vediamo. Il Cume ci prova, il Cume scatta, 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 il Cume scatta. Dai Cume, una 5, dai, sì! Non sono Valverde ma ho vinto! Ce l'ho fatta, yes! Sì cazzo! Come leggendario ho vinto una 2.HC, che cazzo ho vinto non lo so neanch'io. Yes, questa mi dà tanto prestigio questa vittoria, grandissimo. Cosa ha fatto il Kuma in tappa 1? Mua, bacio tutti. You did a fantastic job, a fantastic player, fantastic Kuma. It's very English. Ta-da! Paparero, 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 paparero. Terza vittoria in carriera, ma questa è la più importante finora, eh. Bravo Kuma, bravo. Bravo Kuma, bravo Kuma. E arriva anche la maglia, bravissimo. Globale a punti sono primo e di godo. Montagna sono primo, tutto per il momento, ho tutto. Migliori giovani, ho tutto, ho tutto! Ho tutto in questo momento. Grandissimo, grandissimo Kuma, grandissimo, grandissimo, grandissimo. Terza vittoria. Andiamo a vedere una cosa. Archivi, vediamo per adesso in quest'anno chi ha vinto. Il Tour l'ha vinto Quintana, l'ha vinto il porco di Quintana. Milano Sanremo Christoph, Gisboro Cristo, tutto Cristo praticamente. La Liegi Rodriguez, mamma mia. Grande Cume comunque, un Cume da record, bravo, bravo, bravo. Adesso vediamo se salgo qua di barretta, di roba perché Sboccia ha fatto una vittoria di una pesantezza incredibile. Deve darmi un bonus, spero. No, non me lo dà. Ah, grazie. Forse a fine tour, forse. Dai, a fine tour, comunque bene, questa qua, anche questa è durissima, se recuperiamo bene poi possiamo... Vabbè, non sta zitto, ma raga, un saluto dal Cubendone veneziano. Ciao!